siamo a picchi del 70%, 80%, addirittura 100% per quel che riguarda certe località tipo Venezia. E questa è la situazione nel durante. Picchi di cancellazioni del 70% arrivano fino al mese di luglio, toccano anche agosto e settembre. Però la speranza nostra, giocando a carte in tavola, la speranza nostra è di poter riaprire, che riaprano con velocità le frontiere, perché non è che il cliente potenziale sia tedesco, inglese, da ovunque, da qualunque provenienza, è lì con la valigetta in mano alla frontiera che aspetta che si alzi la sbarra. Si alza la sbarra, il turista dopo una quindicina di giorni prende atto che in Italia si può andare, prende atto che non c'è epidemia, prende atto di un sacco di cose, si decide e viene giù. Quindi è essenziale riaprire quanto prima le frontiere. Poi chiaramente una volta riaperte le frontiere, io credo che non avremo sicuramente i numeri del 2019-2018, però una certa aliquota di italiani che potranno permettersi di fare le vacanze e di stranieri che avranno una voglia bischera, perché un po' di clausura bene o male l'hanno fatta anche loro, un po' di lockdown, potranno affacciarsi sul nostro territorio, dico territorio in senso allargato, non solo le spiagge, la montagna, le terme, tutti. Chiaramente questa si sa che è una stagione di passione, nel senso che sarà una stagione nella quale difficilmente un albergo uno riuscirà a chiudere un bilancio in pareggio. È una stagione nella quale andremo a perdere soldi tutti. Stiamo mettendo il ferro in acqua per la stagione invece del 2021, che auspichiamo essere una stagione di ripresa, non sicuramente sui numeri 2019, neanche quella, perché per ritrovare i numeri 2019 le nostre stime sono bisogna arrivare al 2023. Prenotazioni, capiamoci, non ce ne sono, quindi in questo momento è una fase nella quale da una settimana circa si sono riaperte le telefonate, arrivano molte telefonate, richieste, poche chiusure di contratti, tante richieste di informazioni. Lei prima mi diceva imprese alberghiere che non ce la faranno, imprese del turismo che non ce la faranno. Ci sono già i morti nel nostro settore, ci sono già alberghi che hanno chiuso, colleghi che erano in affitto che hanno restituito le chiavi, bar che non riapriranno mai più. Quindi li contiamo già. Ecco, la mia speranza è che questa stagione così disgraziata non dia la mazzata finale a quanti con grande entusiasmo e grande buona volontà si apprestano ad aprire le loro strutture.